Parlare a Napoli è la novità editoriale di Cuzzolin curata dal professor Alfredo Imperatore. 50 parole in appena 134 pagine, ma che cos'è Parlare a Napoli? Parlare a Napoli è un libro che riguarda l'etimologia di alcune parole napoletane che io ho rivisitate, nel senso che quando le etimologie portate dai vocabolari più noti napoletani, e ce ne sono diversi, non mi convinceva, io ho cercato di documentarmi per trovare una etimologia diversa e molte volte credo di esserci riuscito. Ovviamente non si tratta di un vocabolario etimologico, perché io ho preso lo spunto dalla parola per potermi allargare e raccontare su quella parola dei fatterelli, delle storie, degli aneddoti che praticamente quella parola mi ha suggerito. Ecco perché ci vuole diverso tempo per poter fare un libro del genere, perché non è soltanto il problema etimologico, ma è anche il problema di trovare lo spunto per potersi allargare almeno di un paio di pagine su quella parola stessa. Posso parlare per esempio della ciuscella. Quando io ho appreso che la parola carate, con la quale si identificano il peso dei brillanti, veniva dalla carruba, dai semi di carruba, quindi io mi sono chiesto perché viene dai semi di carruba. Perché quando è entrato in gioco il sistema metrico decimale, quindi il grammo che è l'unità, era troppo pesante per misurare i brillanti, anche mezzo grammo, che è un brillante abbastanza grosso, per cui si è pensato di usare i semi di carrub che si usavano tantissimi anni fa, addirittura secoli fa, per pesare la roba leggera. E da questi semi di carrub si è uniformato il peso in tutto il mondo praticamente, per cui è diventato di grammi 0,2 e dai semi di carrub è uscita fuori la parola carato. Ora ovviamente il carato vale non solamente per i brillanti, ma vale anche per tutte le pietre preziose, anche per l'oro che si misura in carati. L'oro di 24 carati è quello purissimo, abbiamo l'oro di 18 carati che è quello che normalmente si usa per le fedi, per tutto l'oro che si vende. Poi c'è l'oro scadente che è l'oro di 12 carati e i carati praticamente riguardano anche le navi, che le quote sulle navi si chiamano carati e le navi mercantili sono divise in 24 carati. Ora, la parola carato e quindi la parola carruba in napoletano si chiama ciuscella, che è una parola che adesso i giovani conoscono poco, ma le persone anziane la conoscono bene, perché quando c'erano molte carrozzelle i cocchieri portavano in un vano sotto la carrozzella dei sacchi di canape dentro il quale c'erano delle ciuscelle, e queste ciuscelle era un cibo molto gradito ai cavalli. Allora mi sono chiesto, ma perché si chiama ciuscella? E l'etimologia di ciuscella è controversa, perché infatti secondo alcuni il dascoli viene da iuscellum, che significa brodetto, secondo altri il guaraldi viene da siquidia, che significa baccello. Questo non mi ha convinto, per cui ho pensato che la ciuscella, essendo molto leggera, e in napoletano una cosa leggera noi lo chiamiamo ciusc, quindi l'etimologia di ciuscella può derivare dal latino sufflo, sufflas, sufflare, sufflatum, sufflare, che è appunto il soffio, e ciuscella sarebbe ciusciatella ristretto a ciuscella, cioè piccolo soffio, proprio perché è leggera. E così io su questa parola mi sono dilungato e ho scritto quello che
adesso sto dicendo, ovviamente l'ho scritto in modo un poco più diciamo coerente, nel senso che adesso sto parlando a braccio, mentre invece quando scrivo ho tutta l'opportunità di poter limare quello che ho scritto. Professore, lei è un luminare dell'urologia, già primario alla Scalesi, ma come nasce la passione per la lingua napoletana? La passione per la lingua napoletana è un po' familiare, nel senso che anche mio fratello ha scritto dei libri di napoletano, ha avuto delle rubriche su Televomero alcuni anni fa e ha scritto dei libri anche con il professore De Blasio, che è un professore universitario che ha fatto la prefazione al vocabolario del D'Ascoli, quindi è una persona molto importante. E quindi questa passione che io ho sempre coltivato, diciamo anche da giovane, e ho potuto manifestarla quando, essendomi pensionato, ho avuto più tempo a disposizione per potermi dedicare a questa attività. Infatti io, tra l'altro, oltre che essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurgi di Napoli, sono anche iscritto all'Ordine dei giornalisti pubblicisti. Tanti sono cimentati in questo genere, ma cosa fa la differenza per il suo libro? La differenza col mio libro la devono fare coloro i quali lo leggono, quindi io mi auguro che siano molti, non per me personalmente, ma particolarmente per l'editore che ha fatto questo sforzo nel venirmi incontro per fare un libro che ha ritenuto interessante. E poi perché coloro che sono appassionati di napoletanità spero che si divertano nel leggerlo. Quindi non è praticamente, anche perché è difficile, però nello stesso tempo è anche, penso, piacevole, perché non è un racconto unico nel quale, secondo l'autore che è più bravo o meno bravo, fa un racconto che appassiona di più il lettore. Questo è un libro che è formato di parole. Alcune possono essere più attraenti di altre da un punto di vista etimologico, da un punto di vista di dove io vado a finire dopo aver raccontato la storia di questa parola. Altre parole possono anche non piacere molto, diciamo così, ma evidentemente nell'ambito del libro sono delle parole che alla fine una è connessa con l'altro. Io ho avuto il grande piacere che, avendo portato i manoscritti, si diceva una volta, comunque i dattiloscritti, perché adesso si fanno al computer, al professore Iandolo, che è uno dei più grandi napoletanofili, ce ne sono diversi oggi. A lui tanto che è piaciuto questo mio libro che ha voluto, diciamo, onorarmi di fare la prefazione. Il professore Andra ha fatto un vocabolario etimologico grosso così, quindi nel momento in cui si è offerto di farmi la prefazione, per me è stato un onore e un piacere, e in esso praticamente loda, non lo so se al di là dei miei meriti, il libro che ho fatto. Per Donna Fashion News è tutto da Rosaria Morra.